Il turismo è la prima industria del Veneto, ma il numero degli occupati in questo settore è in calo, almeno di quelli regolari. È quanto emerge dallo studio dell'EBIT, l'ente bilaterale dell'industria turistica del Veneto. Nel triennio 2012-14 i lavoratori delle 18.600 aziende turistiche sono passati da poco meno di 92.500 a 91.000. Le responsabilità di questa flessione, dice l'EBIT, sono degli ultimi governi, della crisi generale e anche di qualche furbo. La Fornero, avendo posto molti vincoli sui contratti a termine e anche sulla stagionalità, di fatto ha aperto le porte ai voucher. Sono aumentati solo nel Veneto il 400% in più rispetto al passato, quindi con un abuso terribile. A detta degli operatori, nemmeno la riforma del lavoro del governo Renzi servirà ad aumentare il numero dei dipendenti in regola. Il cosiddetto Jobs Act non ha affrontato bene il tema del lavoro stagionale, che interessa tantissimi occupati nel turismo. Con tutte le istituzioni bisogna ribussare alle porte del governo e chiarire cosa succede nei periodi di non lavoro delle persone che soprattutto in quest'area qua sono migliaia e migliaia. Se il turismo è un'industria, hanno ricordato gli esperti convocati a Venezia dall'EBIT, si merita non solo bravi imprenditori e un'offerta di qualità che tenga a testa alla concorrenza tra regioni e con gli stati esteri, ma anche buoni contratti di lavoro che scoraggino quello nero. Fino ad oggi purtroppo questo settore è stato trascurato perché si è sempre favorito l'operaio della fabbrica o comunque chi ha un'industria metalmeccanica o un'industria chimica piuttosto di chi ha un'industria turistica.